Come una domenica di inizio giugno per una stagione davvero senza fine, volano ancora una volta le presenze a Jesolo, città che ha appena concluso un ottimo fine settimana con l'ennesimo boom di pendolari e tantissimi turisti stanziali, tedeschi e austriaci compresi. Fino a ieri sono stati oltre 100 gli hotel aperti su un totale di 350, con una media di occupazione alberghiera in questo fine settimana arrivata al 95% e diverse punte di tutto esaurito e camere vendute agli stessi prezzi di giugno, ovvero tra gli 80 e i 170 euro a notte. Solo per la giornata di ieri il sistema di rilevazioni delle celle telefoniche del comune ha stimato 80.000 persone presenti in città, di fatto un record soprattutto per essere il 1 ottobre. Ma a livello pratico si tratta della conferma del tanto invocato allungamento stagionale, ormai diventato davvero una realtà, seppur favorito dal caldo fuori stagione delle ultime settimane, con una tendenza che non può più essere ignorata per il futuro. Del resto anche ieri con 27 gradi, oltre alle migliaia di turisti distesi al sole per la Tintarella, in molti sono entrati in mare per un insolito bagno. Certo, a risultare determinanti sono stati anche gli eventi programmati in questi giorni dall'amministrazione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 2 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'ottobre da 80.000 presenze a Jesolo, spiaggia piena, hotel aperti come in una domenica di giugno. E non è soltanto Jesolo, sul litorale situazione non dissimile a Lignano e Bibbione, dove una decina di alberghi durante questo mese rimarranno aperti. Leggiamo sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Giuseppe Babbo. Insomma, sono le conseguenze del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, che permette l'allungamento della stagione nelle località di mare. Gli albergatori naturalmente sono contenti e anche la Confcommercio dichiara stagione più lunga con gradualità, serve crederci tutti, perché infatti se in questi giorni gli alberghi erano ancora aperti a Jesolo, invece molti negozi erano già chiusi e quindi l'unico rammarico per i locali e gli esercizi con le serrande abbassate. Insomma, ottobre al mare anche a queste latitudini, anche in Veneto. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi spostandoci sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove si parla di un'altra emergenza, non quella climatica, ma la crisi abitativa in Veneto. Gli studentati pieni, per costruirne altri è corsa a ostacoli, quindi in particolare il problema degli alloggi per studenti, appunto le residenze universitarie, gli studentati. Il Veneto è al top in Italia per mancanza di alloggi dedicati agli studenti fuori sede. Intanto è rebus sui fondi PNRR, con i privati i prezzi non sono calmierati, dicono gli studenti. 8% è la quota di studenti fuori sede coperta dai posti letto oggi disponibili. Si parla qui degli studentati pubblici. 5.000 sono i posti mancanti a Padova, che risulta la sesta città in Italia per il gap tra domanda e offerta. Continuano quindi le proteste degli studenti universitari, che sono tornati nelle tende all'inizio di questo anno accademico. Basta affitti insostenibili, siamo senza casa, non me lo posso più permettere, me manca Ischei. Questi alcuni degli slogan che compaiono sui cartelli della protesta degli studenti. E non sono soltanto però gli studenti a manifestare e a puntare il dito contro il caro affitti, parla anche il sindacato regionale degli inquilini, il Sunia del Veneto, che denuncia lo stop ai sostegni per gli affitti, il fondo affitti azzerato dal governo Meloni. Il Sunia chiede a Regione e ad ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di muoversi e fare pressione nei confronti del governo affinché il fondo per il sostegno agli affitti venga rifinanziato. E poi ancora il segretario regionale del Sunia del Veneto, Emilio Viafora, parla del boom degli affitti brevi
dell'edilizia pubblica che è ferma, studenti e lavoratori sono lasciati soli di fronte all'emergenza abitativa, dice. Anche questo un tema di cui sentiremo sempre più parlare, che si sta aggravando in questi mesi, in questi anni dopo la pandemia in Veneto, e non soltanto nelle città universitarie. Ma ora voltiamo pagina, ancora sui quotidiani del gruppo Gedi. Una notizia a pagina 10 che riguarda l'inflazione. Negozi, parte la sfida all'inflazione, prezzi bloccati fino a dicembre. Nel veneziano 280 negozi aderiscono alla campagna del governo, farmacie, botteghe e grande distribuzione. È l'iniziativa del carrello tricolore, il primo patto anti-inflazione. Sarà presente un bollino sui prodotti. Confesercenti dice anche i piccoli fanno la loro parte. Vedremo se questa iniziativa appunto del governo avrà qualche efficacia, sarà in grado di contenere l'inflazione galoppante in questi mesi. Chiudiamo nel frattempo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda le migrazioni o il problema dell'immigrazione, come scrive il Gazzettino a pagina 5. Abbiamo due notizie. Intanto la regione ha varato le nuove regole sanitarie per l'accoglienza dopo un decennio. Infatti la regione del Veneto ha approvato un nuovo piano sanitario per l'accoglienza dei migranti in Veneto. Il documento stilato dalla Direzione Prevenzione sostituisce quello del 2014, aggiornando le regole alla situazione attuale e alle novità avvenute. Una per tutte la sfida del Covid, che ha comportato una revisione delle indicazioni in materia di vaccinazioni. La profilassi delle malattie infettive è infatti uno degli strumenti individuati per prevenire possibili criticità. Il testo fissa innanzitutto i parametri igienico-sanitari delle strutture di ospitalità. I grandi centri, ad esempio, devono tenere conto delle esigenze specifiche dei beneficiari e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale. I richiedenti asilo con relativo permesso di soggiorno sono obbligatoriamente iscritti al sistema sanitario nazionale e hanno il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani. Diversa invece la procedura per chi non è in regola. I maggiorenni pagano il ticket, a meno che non dichiarino il proprio stato di indigenza. Ai minori è garantita l'iscrizione a titolo obbligatorio al sistema sanitario nazionale con assegnazione del pediatra o del medico, ma sotto i 6 anni le cure sono gratuite, mentre fino ai 18 e fuori dalle situazioni di povertà è chiesta la quota di partecipazione. Questo per quanto riguarda le nuove regole sanitarie dell'accoglienza in Veneto. E poi c'è un'altra notizia sulla stessa pagina del Gazzettino che riguarda, che riprende la proposta lanciata in questo fine settimana dall'assessore Elena Donazzan di Fratelli d'Italia, assessore regionale all'istruzione e al lavoro, che ha proposto di richiamare in patria gli oriundi, quindi gli italiani emigrati all'estero, per farli lavorare nelle aziende che non troverebbero dipendenti. E vediamo la notizia di oggi: già 70 oriundi pronti a tornare dall'Argentina per lavorare in Veneto. Il discendente Muzzolon dice: il 44,9% pensa al turismo, servono medici, li troviamo. L'assessore Donazzana dichiara contatti anche con il Brasile e c'è chi è già stato assunto. Rozzi Marin dell'Associazione Veneti nel Mondo dichiara: c'è un grande entusiasmo, però pensiamo pure ai cervelli italiani andati in Europa, insomma non soltanto quelli emigrati in America. Vedremo insomma se questi 70 oriundi basteranno a risolvere i problemi del matching della domanda e dell'offerta di lavoro in Veneto, e quindi se la proposta dell'assessora al lavoro Elena Donazzan sarà in qualche modo efficace o se si tratterà ancora una volta, come ha già dichiarato l'opposizione, dell'ennesima boutade dell'assessora. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.